La clausola sociale era garanzia per i lavoratori nei passaggi degli appalti. È un punto fondamentale. Questo è un tema urgentissimo. Tra le tante partite aperte in Veneto c'è subito una sfida cruciale da affrontare per Tiziana Basso, neo segretaria regionale della CGIL, e si chiama scomparsa della clausola sociale, cioè l'obbligo per le ditte che subentrano nella gestione degli appalti di riassumere tutto il personale impegnato. Il DDL Appalti ha cambiato le carte in tavola, trasformando l'obbligo in facoltà ed esponendo così decine di migliaia di lavoratori solo nella Marca a rischio di perdere la propria occupazione. Per i sindacati è necessario il ripristino dell'obbligo della clausola. Abbiamo scritto anche a Zaia e agli assessori competenti perché ci convochi, perché questo è un tema, veramente essenziale. Il rischio concreto che appunto ci sia una perdita di posti di lavoro e una svalorizzazione, de tra l'altro appunto nei passaggi, quindi una mancata applicazione ai contratti collettivi nazionali è fortissimo. Chiediamo anche alla Regione Veneto un intervento diretto. Veneto e lavoro significa anche entrare nella polemica che vede il settore turismo e ristorazione lamentare l'ormai urgente mancanza di personale, puntando il dito sulla scarsa attitudine dei giovani. Niente di più errato, secondo Basso, e per due motivi. Durante la pandemia si è visto che i lavoratori che lavoravano in questo settore, giovani e donne soprattutto, perché il tema riguarda anche le donne, si son trovate senza lavoro, sono stati quelli che han pagato di più. Però in questo periodo hanno cercato anche altre occupazioni, quindi il tema è che questi si sono rioccupati da altre parti. Poi il tema è anche appunto una giusta retribuzione. Io credo che il settore del turismo, della ristorazione debba essere riqualificato, debba essere un settore che appunto ha la giusta retribuzione. Meccanismi come quelli del tirocinio, dei contratti a chiamata, dei contratti a part-time, sono meccanismi che non rispondono alla qualità che deve avere questo lavoro. Quindi non c'è un tema dal mio punto di vista di rifiuto. I giovani sono pochi, questo è un dato di fatto, i dati anagrafici parlano chiaro, per prima cosa. Per seconda cosa, appunto, devono essere retribuiti in maniera corretta. Io credo che se l'offerta lavorativa sia congrua, i giovani accettano. In generale, infine, la sfida ad ampio raggio più importante riguarda la crisi di risorse economiche nelle famiglie, causa rincari, con il rischio di uno scontro sociale sempre più violento. Il tema è l'impoverimento anche di chi lavora e quindi su questo siamo impegnati perché non possiamo affrontare la situazione, attuale senza alcuni interventi di sostegno alle famiglie e alle persone, perché appunto si parla di la perdita di 1 se non 2 mensilità e quindi questo, il tema dei salari e delle pensioni è un tema fondamentale